Qui siamo nel triangolo dei supermercati, nel triangolo dei cantieri. Abbiamo un supermercato già fatto qui, poi qua davanti l'11 febbraio hanno iniziato a distruggere un campo da 5.000 metri quadri di prato per fare un altro supermercato. Alle nostre spalle abbiamo una lottizzazione di 32.000 metri quadri dove sorgerà un altro supermercato. Europa Verde, Alleanza Verdi Sinistra e Sinistra Italiana hanno scelto questo punto preciso della città per il flash mob contro il consumo di suolo a Treviso e nel resto della regione. Queste aree, ha detto Andrea Zanoni, dovevano essere mantenute come verde pubblico e non cementificate. A Treviso siamo già con una media di numero di supermercati che è doppia rispetto alla media nazionale. Basta supermercati, basta cemento. Regione Veneto, che è la seconda in Italia per suolo cementificato ed è la prima in Italia per consumo di suolo annuo, e la Regione Veneto, invece che andare verso lo stop al consumo di suolo, continua a fare leggi come quella del 2017, come la proposta di legge che adesso hanno in cantiere, la 244, che continuano a permettere, tra deroghe, altre scorciatoie e zone franche, continuano a permettere un ulteriore consumo di suolo nei vari comuni e nel nostro territorio. Cruciale in questa battaglia è il tema dei cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici creano questi eventi estremi come le bombe d'acqua e quindi le bombe d'acqua hanno bisogno di trovare più terreni liberi perché l'acqua venga assorbita, non meno. Stiamo facendo il contrario di quello che deve essere fatto. Sul consumo di suolo serve una riforma nazionale e regionale, rincara Masolo, capogruppo di Europa Verde, intenzionata a dare battaglia in Consiglio regionale contro il progetto di legge 244 che potrebbe approdare in aula prima della fine della legislatura. Attraverso l'utilizzo del jolly, cioè il fatto di non contingentare i tempi di discussione, per cui questo lo chiederemo anche insieme in collaborazione con le altre forze di minoranza, ma nello stesso tempo daremo battaglia creando un gruppo di lavoro che lavori sui contenuti e sul numero di emendamenti che presenteremo.